Consigliere De Stefani, anche il paese di Refrontolo ha il suo gruppo di controllo del vicinato. Quando è nata questa iniziativa? Sì, questa iniziativa è nata dall'amministrazione comunale che ha voluto fortemente questo progetto e dopo averci lavorato da poco è partito. Al momento, come diceva il sindaco Canal, abbiamo 50 cittadini che hanno dato adesione, divisi per zone con 5 amministratori. Come è nato il tutto? È nato spontaneamente? Avete fatto delle riunioni? Allora, c'erano già dei gruppi locali, li abbiamo messi assieme dopo una riunione, dopo un confronto e ci siamo parlati, ci siamo guardati e l'iniziativa è partita. Adesso prossimamente faremo delle ulteriori riunioni per spiegare che cos'è questo controllo di vicinato, che non sono ronde o pattugliamenti da parte di cittadini, ma bensì un passaparola verso le forze dell'ordine. Prevedete che ci siano nuove entrate, nuovi cittadini aderenti a questa iniziativa? Sicuramente sì, anche perché il problema è molto sentito e la volontà del gruppo di allargarsi sicuramente è noto. Eh, Dobbiamo appunto incontrarci, spiegare bene di cosa si tratta questo controllo di vicinato, che non è sicuramente, appunto, ripeto, ronde, pattugliamenti o quant'altro, ma bensì guardare il nostro vicinato per capire se ci sono macchine, persone sospette e segnalarle. Dico subito che prima di tutto segnaliamo appunto questi eventi sospetti ai carabinieri, dopo il passaparola tra il gruppo che attualmente è WhatsApp.